dreamers an illusion, a glimpse of my beauty, envision a wise union, when the cold wind blows and the dark rain falls, and in my heart it shows, look what it done to my friend. One vision, so give me your hand, give me one eye, there's only one direction, one road, one mission, one vision, no aim, no fight, just execution. On tonight, it's a celebration. Whoa, 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 yeah. One flesh, one blood, one true religion, one voice, one hope, one real decision. Give me a light, give me a heart, just give me one man, one hey, 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 give me fried chicken. Signore e signori, accogliamo con un bel applauso Christian Luisi. Buonasera Ittiri, fatevi sentire il calore in questa serata fresca. Che bello, ieri ho avuto il piacere e l'onore di aprire dopo tanti anni questo Festival del Dilettante che da più di 10 anni era ormai congelato, ma che Ittiri e la Proloco hanno saputo riportare alla luce. Quindi io direi di fare un applauso per il grande successo della serata di ieri sera. Fatelo Ittiri, perché eravate in tantissimi e stasera saremo ancora di più. Bellissimo panorama, poi da qua su si vede veramente un panorama stupendo. Allora, stasera andremo, dopo la classifica provvisoria che abbiamo letto ieri al termine della serata, andremo a riascoltare i 15 cantanti. Quindi andremo a ricomporre questa bellissima torta con tutte le sue fette, ma al centro però ci devono essere sempre le ciliegine. E io stasera ne ho due, Chiara e Siria! Applauso è solo per loro. Buonasera Siria. Buonasera. Sei stata bravissima ieri anche tu Chiara. Buonasera. Allora, dicevamo che stasera riascoltiamo i 15 cantanti in gara e a fine serata sommeremo il punteggio di ieri sera con quello di stasera.
e andremo a riascoltare i primi 3 classificati, quindi riazzereremo il punteggio e li riascolteremo e poi decideremo, in base a quello che ha deciso la giuria, il primo, il secondo e il terzo classificato. E ovviamente mi direte voi, ma chi vota questi cantanti? È una giuria di professionisti, me li sono segnati tutti perché altrimenti avevo paura di fare magari un piccolo errore e ve li vado a presentare. Se riusciamo a illuminare quella zona, eccoli laggiù, quasi illuminatissimi. Allora, il primo gruppo sono, secondo me, un gruppo storico della musica della nostra isola. Quando io ho iniziato a suonare tanti anni fa, mi sono innamorato di una loro canzone. Loro rappresentano veramente la storia della musica sarda perché hanno iniziato negli anni 60 e ancora oggi con una tournée bellissima in questo 2023 in giro per la Sardegna. Ve li presento, sono Enzo Paba, Marco Piras e Mario Chessa dei Bertas. Potete alzarvi, maestri. Grazie per essere qui questa sera. Ciao Mario, ciao Enzo, ciao Marco. Poi abbiamo uno storico membro della band di Tirese, degli Spider, degli anni 60 e da sempre il maestro del coro di Ittiri, Andrea De Riu. Buonasera maestro. Alias Maggi Lorelli, docente di pianoforte al liceo musicale Azzurri di Sassari, pianista, concertista e scrittrice, Margherita Sussarello. Buonasera Margherita. Veterano della banda musicale Tirese che quest'anno festeggia i 40 anni dalla sua fondazione, Tore De Riu. 50? Quindi qua hanno fatto una bella gaffa. 50 mi dicono maestro, è vero? 50, penso che abbiamo messo 10 da parte, così in un attimo. E poi l'ultimo chitarrista della rock band più longeva di Ittiri, gli HSS, Paolo Nietu. Buonasera Paolo. E ora volevo lasciare Siria e Chiara che ci vediamo fra poco per presentare i cantanti. Facciamo un applauso, Siria e Chiara. A dopo ragazze. Voglio chiamare sul palco il direttivo della Proloco di Ittiri. Facciamo un applauso con il presidente Salvatore Chessa e tutto il direttivo. Eccoli qua. Buonasera, buonasera, buonasera. Ci siete tutti Salvatore? Sì, benissimo, buonasera, buonasera. Prego, venite, fate anche un passo avanti, dobbiamo fare una cosa importante, però voglio chiamare sul palco anche il sindaco Antonio Sau. Buonasera sindaco. E poi la famiglia Tavera. La famiglia Tavera, prego, la moglie, signora Tetta, Eleonora e Antonio. Buonasera signora, buonasera Eleonora, Antonio, buonasera. Allora Salvatore, vieni qua al centro, dobbiamo fare una cosa importante. Oggi nasce ufficialmente la Proloco, rinasce. Sì, siamo rinati, siamo tornati. Io volevo dire una cosa importante, nel senso che volevo ringraziare tutti gli tiresi per come ha accolto il ritorno della Proloco, perché veramente c'è stata una dimostrazione d'affetto da tutta la comunità. Insomma, sponsor, la gente che ci ha dato una mano anche per questa manifestazione, tutti hanno collaborato. Quindi faccio anche un appello, la Proloco è l'associazione di tutto il paese, questo lo voglio dire perché veramente ci teniamo molto, tutto il direttivo, tutti si devono sentire partecipi di questa associazione, è l'associazione di tutti. Insomma,
E stasera? Stasera vogliamo intitolare questa rinascita della Proloco a un presidente che ha lasciato il segno, insomma, per 10 anni è stato presidente. Io prima di dire il suo nome, Sì. volevo che magari il sindaco venga. Antonio, prego. Sì, buonasera a tutti. Prima di dire il suo nome, non è semplice, il nome Esatto, di un amico, esatto, di Alessandro. E però dobbiamo sforzarci di nominarlo e di ricordarcelo alla sua maniera, con il sorriso sulle labbra, con l'entusiasmo e sicuramente con la gioia di vedere che la Proloco è rinata, che il nuovo direttivo ha deciso di intitolargli la sezione di Ittiri, e con il mandato che lui ci dà e dà al direttivo, che è quello di portare la Proloco al livello nel quale lui l'aveva portata. La Proloco di Ittiri era una delle più importanti della Sardegna, aveva un bilancio tra i più cospicui della Sardegna, ma che era frutto di una grande attività. Quindi il mandato è questo, il mandato è di onorare il nome di Alessandro, del suo impegno, del fatto che lui trovasse il divertimento, la gratificazione nell'impegno per la propria comunità, nell'animazione della propria comunità e nel portare il nome della propria comunità di Ittiri in alto. Questo è quello che deve fare il nuovo direttivo, lo deve fare con l'aiuto della comunità, con l'aiuto di questa, delle amministrazioni che ci saranno, perché la Proloco è sicuramente uno strumento importante per aggregare cittadini, per portare in alto il nome della città e anche per riscoprire quelle che sono le nostre pratiche più importanti e per le quali siamo noti. Sono contento che la famiglia abbia deciso di accettare questa onorificenza, questo merito di Alessandro. Siamo qua tutti assieme. Grazie signor Sindaco. E allora ufficialmente portiamo le targhe, le facciamo salire le targhe ufficialmente. Salvatore, con la signora Tetta qua, venga qua ufficialmente. Volevi consegnare qua la targa? Grazie, è un ricordo della Proloco Ittiri Alessandro Tavera. Oggi nasce la Proloco Ittiri Alessandro Tavera. Una bella persona che ha lasciato un segno indelebile e ora ancora di più verrà ricordato tutti gli anni dal grande lavoro che farà la Proloco di Ittiri. Grazie a tutti, buon lavoro. Abbiamo anche un pensiero, un ricordo anche per l'amministrazione comunale. Sì. Così, insomma, diamo anche a loro un ricordino. Consegniamo anche al sindaco un ricordo della serata, della nascita ufficiale della Proloco Ittiri Alessandro Tavera. E quindi sì, veramente in bocca al lupo alla nuova Proloco che ha inaugurato l'attività con questo bellissimo festival. Grazie, l'applauso di Ittiri. Benissimo, allora siete pronti? Possiamo iniziare subito la serata perché altrimenti qua facciamo l'alba. Voglio chiamare subito la mia presentatrice, una delle due bellissime accompagnatrici di questa serata, con uno stacchetto. Prego maestro! Ecco qua Chiara, che si è dimenticato il microfono. Ci siamo, iniziamo subito. Primo concorrente in gara. Ci siamo, Prego. Signori, il nostro primo concorrente in gara questa sera è un esordiente. Accogliamo Gian Giacomo Manca. Oggi rompi il ghiaccio Gian Giacomo. Prego Chiara.
di Bennato, L'isola che non c'è. Canta Gian Giacomo Manca. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi a te, porta all'isola e non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola che è solo fantasia, e chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi, e se no ci sono danni, se non c'è mai una guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Sono d'accordo con voi, siete ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio né violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché dici a già rinunciato e ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te. Gian Giacomo Manca! Hai rotto il ghiaccio, bravo Gian Giacomo, a più tardi, ciao. Vai Chiara, siamo già al secondo concorrente, chi è? Lui è il vincitore dell'ultima edizione del Festival ASM nel 2012 ed è il campione in carica. Questa sera qui con noi Francesco De Riu! Dal Festival 2017, vincitore, vai.
di Gabani Chiaravalli Occidentali Scarma. Canta Francesco De Riu. Massimo, mi alzi la voce del cantante spia, grazie. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del Neolitico. Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demodè, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada a Pantarei, si direi, lezioni di Ivana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, palla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda parla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda parla, occidentali scarma. Io non ho gocce di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, bocca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi, umanità virtuale, sex appeal, comunque vada a Pantarei, si direi, lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la palla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza, namaste, alea. Lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, la scimmia nuda parla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda parla, occidentali scarma. Grazie mille. Francesco De Riu. Grazie mille. Ciao Babbo. Ciao Francesco, grazie, ci vediamo dopo. Terzo concorrente in gara, ve lo presenta Chiara. Il nostro terzo concorrente in gara è passato dal folklore alla musica leggera. Per lui questa è stata niente poco di meno che una nuova sfida. È qui con noi all'ultima serata del Festival del Dilettante 2023 Giovanni Cossu. Giovanni, ben trovato, artista, ti sei scelto un grande artista, difficilino anche. Un pochettino di lanciata, quindi hai ragione, bravo, prego Chiara. Di
Massara Pallavicini, Nel sole. Canta Giovanni Cossu. Vai Giovanni. Grande. Grazie, ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. Allora, ma potete fare un sottofondo musicale, che voglio presentarvi tutto dal vivo, ogni cantante canta dal vivo con questa meravigliosa new band. Facciamo un applauso, ve li presento. Non ce l'abbiamo un sottofondo carino?
una cosa carina, dai, tutti assieme. Alla voce, eccolo lì, Luca Mascia. Alla chitarra, Alessandro Damini. All'altra chitarra, Antonio Baldino. Al basso, eccolo qui, Piero Cossu. Alle tastiere, che sono 25 tastiere, alle tastiere Angelo Pinna. Alle altre tastiere Antonio Faedda. E alla batteria Alberto Santoru. Bravi. Ce ne sono altri perché sono in 25 loro nel gruppo, si alternano, ogni tanto scende uno, sale l'altro, ok? Allora adesso abbiamo un ospite, la vincitrice del Festival Incanto che si è svolto qualche settimana fa qui a Itiri, e io ho il piacere di presentarla, di chiamarla sul palco. Lei è Elisabetta Obino. Buonasera Elisabetta, come stai? Bene, Bene, allora Elisabetta, tu arrivi da? Sassari, Da Sassari, hai vinto il festival, che bello, sei contenta? Però erano tutti bravi, vero, gli altri bambini? Tutti, mi hanno detto che erano tutti uno più bravo dell'altro. E tu che scuola fai, Elisabetta? San Giuseppe. San Giuseppe. Bello questo, no? Perché giustamente i bambini, la classe non è importante il luogo alle elementari a San Giuseppe, giusto? E stasera ci canti una bellissima canzone dello Zecchino d'Oro che si intitola Il mondo alla rovescia. Il mondo alla rovescia. L'applauso bellissimo di Itiri per Elisabetta Obino. Non l'aspettavo, di colpo si è aperta, un vento marziano ha sbattuto la porta, un tipo alieno sta entrando nella cameretta. Parlo un po' strano, tre bocche, quattro occhi, sei naso, un orecchio, già
girati, sì, girata. Cioè, ma mi hanno lasciato sola. Bravissima, vero? Guarda che bell'applauso, Elisabetta. Sei contenta di aver cantato questo festival? Brava, sei stata bravissima. Io volevo chiamare Siria, vieni, che ha un piccolo regalino per te, così ricorderai anche questa serata. Premiata anche stasera, Elisabetta Obino. Guarda che c'è il Rai 1 là. Saluta gli amici a casa. Ciao. Ciao Elisabetta, grazie. Grazie. Vieni, ti accompagno. Vai Siria, prego. Siria, ce l'hai il microfono? Sì. Vieni. E questo è finto. Alla sua nona volta qua al festival accogliamo su questo palco Maria Giovanna Pinna. Prego. Di Perri Perri, WhatsApp, canta Maria Giovanna Pinna. Applauso. Prego Maria Giovanna.
sera e dillo for destination. Grazie. Maria Giovanna Pinna. Stavo entrando nel pezzettino finale. Un saluto Sì, a vai. mio figlio Roberto, Luciano e mio marito Massimo che ieri si è offeso che non lo salutato. È a casa, ciao. Ciao a tutti, grazie. Grazie a te. Allora, sentivo, state cantando qua, vero? Ieri abbiamo fatto la prova e avete risposto benissimo. Quando ad esempio ho fatto vieni, vieni con me. No, questo era un 30%. 30, uno sì, uno no, uno sì, uno no. Vieni, vieni con me. Ah! Dai, che sembravamo lì nel nome del padre. Dai, facciamo un po' più forte. Proviamo, vai. Ah! Oh, vieni, vieni con me. Bravissimi, bravi, visto? Siria? Fantastici. Che abbiamo adesso? Anche lui è un veterano dei festival Caroni Tiresi. Accogliamo su questo palco Gianmario Zambur. Gianmario Zambur. Ciao, Itiri. Prego, Siria. Di Ramazzotti, Gli ultimi romantici. Canta Gianmario Zambur. Aspetta, che vi mettete tutti a una perra, se dice a Sasso. Vai! Necessario per noi capirsi bene, anche se non si usa più. Tutto è così artificiale come qui l'eccezione sei tu, quell'eccezione sei tu. È sottinteso per noi pensare insieme, anche se non si usa più. Tutto è così artificiale come di cantare sei tu, nei pensieri miei. Io tieni leggere, stringimi più forte che poi possiamo viverci, sai, se lo vuoi, nonostante questi tempi aridi, come vedi siamo ancora qui, con i nostri guai, quelli come noi, forse sono i nuovi eroi, nonostante questi tempi comici, nascondiamo gli occhi lucidi, ma ci pensi mai, forse un giorno poi, gli ultimi romantici saremo solo noi.
Grazie. Gianmario Zamburru. Bravo Gianmario, una bella canzone, bella, sì, molto bella. Chi presenta il prossimo cantante? Lo presento io? Stanno ubriacando dietro il palco, scusate, ma ci sta, dai, ogni tanto ci sta. Allora io volevo fare un applauso anche a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata, li vedete sul monitor, facciamoglielo, grazie perché anche con il loro contributo è possibile realizzare serate come questa. Prego Chiara. Presentiamo il prossimo concorrente in gara. Da sempre un amore incondizionato per la musica. Sul palco del Festival del Dilettante 2023, qui con noi questa notte Caterina Pala. Buonasera Caterina, buonasera, prego. Di Mogol, insieme canta Caterina Pala. Non ti
Caterina Pala. Saluto mio marito che mi ha supportato. Ciao, dove sei? Non ti vedo. Miei figli. Sopportato? Ciao Giuseppe e Davide. Ciao. Supportato o sopportato? Tutti e due. Tutti e due, mi sembra che Celentano. Adriano. Adriano saluta così. Ciao. Grazie mille. Grazie a te Caterina. Ciao. Allora, abbiamo prima di un ospite particolare, abbiamo un altro concorrente, prego Chiara. La cantante in gara ha vinto il festival già per ben 2 volte, ma sempre con una band. Oggi, per la prima volta da solista, sul palco del Festival del Dilettante 2023, Maria Teresa Pisano! Buonasera Maria Teresa. Buonasera a tutti, grazie per essere qua. Bellissima, divertente, che ha fatto la storia di una grande showgirl. Prego. I Boncompagni Bracardi, ballo ballo! Canta Maria Teresa Pisano! Prego Maria Teresa. Di nostalgia che oggi mi sento ancora a casa mia, ah, sensazione unica, ah, voglia di restare qui, ah, voglia di ballare con te, ballo 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 da capo giro, ballo senza respiro, ballo ballo mi metto un passo, che fa così, fa così, fa così, passa sulla terrazza, portami una farfalla, ballo nel mio castello, che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Grazie a tutti. Maria Teresa Pisano. Volevo fare gli auguri a mia nonna che oggi ha compiuto 95 anni. Auguri! Tanti auguri a te, non gliela cantiamo. Ma è qua nel pubblico. Via, tanti auguri. Ci sente.
arrivare a 95 anni. Allora, dicevo che quando vado a fare così in giro per la Sardegna, le piazze, le feste, gli spettacoli, a volte ci segue sempre questa mia vicina di casa che è una signora fissata con la pulizia, è una cosa incredibile. Lei vuole vedere il palco lucido, non ci deve essere neanche una goccia. Perché? Che è successo? Perché se c'è una goccia lei va su di giri. E poi quando ci racconta di suo marito Basilio, è una cosa incredibile. Grazie, è arrivata dalla luna, extraterrestre. Allora ve la chiamo sul palco, signora Agnese! Buonasera a tutti. Ehi, quanta gente! Ma viste le avete le gocce? Le avete viste? Ah? Tutto mio. Ma le gocce non le posso vedere. Io esco di testa. Vero è che noi donne usciamo di testa quando vediamo le gocce. E ossessioniamo tutta la famiglia. Ah, non è vero? La verità, se la goccia è di acqua mi arrabbio, ma non tanto. Se inizia a essere d'olio già inizio a nervosirmi. Ma se la goccia è di piscio, e le voci in tutto il palazzo mi sentono. E così a me mi piace la casa pulita. Lo sapete, io alla polvere non gli do neanche il tempo di atterrare. Sono lì con lo straccetto. E se non noi donne quando laviamo per terra, ogni cosa bella, ci mettiamo da lontano così. Io mi guardo il pavimento, mi metto anche a piangere. Già dura poco però me. Poi ne arriva tutta la greffa, marito e figlia a rompere le scatole. È così. È così. A me mio marito Basilio, lo conoscete, mi fa arrabbiare. Mi fa arrabbiare mio marito a me, non so i vostri, ma riflettendoci noi, siamo troppo diversi le donne dagli uomini, vero? E meno male, loro sono tutti lenti, rallentati, noi anche troppo accelerate, no? Noi donne quando ci svegliamo la mattina non abbiamo un risveglio, no, noi neanche la faccia ci laviamo. Noi andiamo dritte in bagno, veloci, stiamo già pensando a tutto quello che c'è da fare. E mentre stiamo facendo la pipì, così, con lo straccetto stiamo già pulendo il bidet. Veloce. E mentre ti stai asciugando la patata subito con lo spazzolone e la candeggina. Deve agire minimo per mezz'ora. Nessuno deve entrare in bagno. Chi entra è morto, il teschio mettiamo. E così. A razza di risata, bella. Fate un applauso, ci siete? Che bella festa! E così noi siamo accelerate, noi donne non perdiamo tempo, subito andiamo in cucina, noi così, mentre accendiamo la caffettiera, abbiamo già messo a bagno le lenticchie per pranzo. Poi c'è da preparare tutto per la colazione. Cucchiaini, scodelle, scodelline, biscotti, fette biscottate, tutto. Come noi mettiamo la tovaglia, così lì. C'è già tutto, altro che Silvane, una magia. È che sono le 6 del mattino e non puoi fare il rumore, se no avremmo acceso anche l'aspirapolvere. Tutto fatto sarebbe. Mio marito no. Mio marito quando si sveglia la mattina ci mette un'oretta per capire in che pianeta è. Se gli chiedi come si chiama, neanche se lo ricorda. È il tragitto che fa dalla camera da letto al bagno. Tutti i giorni si sbatte allo stesso spigolo. Ma adesso io non lo dico, non lo vede. Dopo 40 anni c'ha la testa così.
Oh, non so i vostri mariti, ma io mio marito non lo bacio una mattina, no, è irriconoscibile, quanto è brutto, per carità. Ah? Una cosa non ho capito, adesso chiedo a voi, giusto per confrontarmi. Ma per quale motivo gli uomini la mattina, quando si svegliano, stanno sempre scorreggiando? Ma tutta quest'aria da dove li proviene? Esagerati! Siamo diversi, no? Non è così. E continuo a dire meno male, senza di noi. Questi mariti sono morti, non ne tolgono un ragno dal buco. L'altro giorno, ho ragione, è vero amica? E allora? L'altro giorno ho mandato mio marito al supermercato, ma hai mandato la vetta. Oh, gli ho detto di comprarmi 3 cose, non chiedetegliene di più perché il loro cervello non ne contiene di più. Oh, 3 glieli ho anche scritte. Gli ho detto, Basi, è facile, comprami 4 mele, un cartone di latte e il burro. Attento che il burro ce n'è 2 confezioni, quella blu e quella rossa. Non voglio quella blu, quella rossa. Oh, quale mi ha comprato? Ha sbagliato. Oh, Deo, pietrificata, ho detto, le cose sono 2, o lo psicoanalizzo o lo picchio forte. Perché poi ti dicono le bugie per non dirti che ha perso il biglietto. Ti dice che non ce n'era, che lo scaffale era vuoto, c'era solo qui. Faurazzo. Sono così, vero? Tutti uguali. Grazie. Una goccia. Quelli sono i cantanti sputtandoli, li ho visti da lontano. E così, e se no quando vanno dal dottore, ho mandato Basilio dal dottore. Loro per non far vedere la tontaggine non fanno domande al medico, no, stanno zitti. Non so come noi, no. Noi donne gliene facciamo domande al medico, li mettiamo anche in difficoltà, no, ne sappiamo più noi. È tornato a casa Basilio. Per cosa te l'ha data questa terapia? Quanti giorni la devi prendere, quante volte al giorno? E dettogliele che sei allergico? Me ne sono dimenticato. Oh, il bello è, no, che nonostante le terapie sbagliate, se la scampano sempre, non crepano. Non è vero? Fatti andare alle ascelle, che vi scaldate, che c'è freddo. È così, gli uomini sono particolari, non per nulla, no. Io a Basilio, mio marito, lo tengo bene. Ma lo sapete perché? Perché non si deve ammalare, perché gli uomini a casa è una condanna a morte per noi. E non è meglio una giornata in cantiere che avere i mariti a casa. Iniziano, no, con questa lamentela. Noi donne, noi febbre a 39, stiamo cucinando, lavando per terra e facendo. Gli uomini febbre a 37 hanno le visioni. Hanno radunato tutta la famiglia per il saluto. Oh, ve l'immaginate gli uomini partorendo? Lascia perdere, non ce la possono fare. Iniziano con questa lamentela, no? Male mi sento. Cosa c'hai, Basi? Che sintomi hai? Morendo sto. Non è nuda, è un semplice raffreddore, Basi, un insieme di starnuti che dura massimo 3 giorni, già non muori. Loro poi, no, siccome li abbiamo abituati male questi mariti, per la mandronia di andarsi a prendere il fazzolettino, stanno con questo catarro, salisceni. I schifosi. Non è così. E allora? Tant'è che pubblico. Non è vero? Stanno così lì. Oh, e per chi ha i capelli? Sembra che sono usciti da un giro di centrifuga, quanto sono brutti, no? Poi gli ho detto a mio marito, ma presatela la tachipirina. No, vai e prenditela, aspettano a noi. Oh, vanno con quelle pantofole strisciando così. E non ne tornano più, dopo un po' senti.
Dov'è? Come dov'è? 40 anni la tachipirina sempre nel solito cassetto, non l'ho messa in freezer. Oh, e dopo altri 3/4 d'ora che ti eri dimenticato che era ancora là, senti, non c'è. Non c'è. Se vengo lì, Basi, già c'è, controlla che già c'è, perché gli uomini cosa fanno? Aprono i cassetti, guardano e non toccano nulla, aspettano che la roba li salti addosso. Non vero amica mia? Fate un applauso che mi bevo un po' di acquavita. Vero? E andiamo noi a prendere la tachipirina, perché sennò stanno 6 mesi lì guardando il cassetto così. Una cosa che non ho capito: perché gli uomini quando hanno la febbre non si lavano? Perché hanno paura che la febbre li salga di più. Non te lo corichi a fianco con quell'alito di merda, no, per carità. Puzzinoso. E così gli uomini sono particolari, e continuo a dire meno male che siamo diversi. È così, è così. Tu li vedi di giorno, guardali qua per la festa bella di Ittiri. Tutti carini, in camicetta, adesso si sono messi il giubbotto, ma sotto, c'è l'uomo. Di giorno tutti fighetti, anche la camminata in pompa magna, così. E beh, compà, di sera a casa finisce l'incantesimo. Dice, ma quello di stamattina? Soprattutto quando si mettono il pigiama, perché poi abbiamo 3 tipologie di uomini in pigiama, no? C'è quello che generalmente usa il pigiama o è a ring o a rombi, tutto scolorito. Con l'elastico molle molle che allo starnuto gliene scende pure, ma non si butta. Ma lo sapete perché? Perché quello è il regalo di corredo della mammina. Basilio mi ha fatto mettere la spillabalia, meglio rischia di morire infilzato la notte, ma non lo butta il pigiama di mamma. Poi c'è quello che usa il pigiama color cacchetta, bello stretto stretto, lo usa, nonostante non se lo possa più permettere, lo usa bello aderente, e siccome lo usa senza mutande, vedi l'attrezzo andando e tornando. E poi c'è il più tono, quello che va a letto nudo, perché deve dimostrare al mondo intero che lui non ha freddo. Si sveglia piegato la mattina, ma non se ne mette il pigiama. Vero, così, vero. Chissà chi è vostro marito. Battete le mani. Aio. Siamo diversi, non è vero? E meno male, no? Loro sono quelli dell'ultimo momento, noi donne, a noi non ci frega nessuno, noi siamo l'organizzazione. Noi ad esempio quando abbiamo un matrimonio, già da un mese prima sappiamo cosa ci dobbiamo mettere, è tutto pronto. L'abito, la borsetta, il foulard, la collana, le scarpe, anche lo smalto ci mettiamo. La mattina dobbiamo solo indossare, loro no. Gli ho detto a mio marito, mica abbiamo il matrimonio, misurato te l'hai l'abito che mi sembra che ti sei ingrassato. E la camicia quale ti devi mettere? Nuda, non ascolta. La mattina del matrimonio, che già sei in ritardo mostruoso, no? E noi donne abbiamo le scatole girate perché ci fanno già male i piedi, che abbiamo i tacchi. Ne arriva lui, col pantalone che non li chiude, la camicia crepa crepa. Mamma mia, te l'avevo detto di misurare, lo prenderesti per la cravatta e lo strangolerei così. E non ci ha ancora detto che deve lavarsi la macchina e rifornire. Boh, lì è bisticcio assicurato. Esci da casa col muso fino a terra, vai al matrimonio, cosa c'è? No, stammi lontano, Oh, da molto è che non andate a un matrimonio. Adesso è tutto cambiato, tempi nuovi, amici miei. Io sono andata da poco. Prima andavi ai matrimoni a divertirti, il corteo di macchine, suonando, strombazzando. Oh, pensa che noi sorpassavamo gli sposi e li facevamo il televisore.
Adesso non si può più fare. Adesso è tutto chic. C'è la Wedding Planet. Lei ti dice quello che devi fare, non devi sgarrare, sappiatelo, perché sennò venite schedati e non vi chiameranno più a nessun matrimonio. È tutto cambiato, adesso gli sposi ti dicono che colore ti devi vestire. Mia nipote ci ha voluto tutti in lilla. Quando l'ho detto a Basilio non vi dico come mi ha risposto, dove mi ci ha mandato. Poi mio marito è peloso, nero nero. È cambiato tutto, le partecipazioni non si usano più. Adesso ti arriva l'invito su WhatsApp. Si sprecava mia nipote a farmi la visita, la zia. Non me lo meritavo, è la verità. È cambiato tutto, i regali non si usano più. Se regalate un servizio di piatti o di posate ve lo tirano a schiena, Adesso quando arrivi al ristorante c'è una bowl trasparente gigante, lì devi mettere la busta. Se hai messo meno di 200 euro suona, Attenti che fate una figuraccia. Di un'altra goccia. E così è cambiato tutto. Anche il cibo è cambiato. Prima andavi ai matrimoni, mi ricordo che me ne alzavo da tavola cremende. Adesso te ne vai con la fame, perché è tutto assaggini. Oh, pensate, adesso ve ne dico una, è venuto il cameriere, ci ha portato il vassoio. Basilio, mio marito, era convinto che era tutto per lui, se l'ha messo davanti. Mia figlia gli ha dato una gomitata, bah, è per tutti. Già ci è rimasto poco male il coraretto. Abituato ai 300 grammi di spaghetti, solo per lui che li faccio. Oh, e se no quando è arrivato il vassoio dei gamberi. In questo tavolo eravamo in 8, è arrivato il vassoio con 6 gamberi. Beh, ci credete che ne sono anche avanzati, per la vergogna non ne ha toccato nessuno. E tutto cambiato. Anche le foto non se ne fanno più. Il bello era guardare gli album dopo anni, tutta la famiglia Pinna in una foto in 42, riguardarli e ridere per il taglio di capelli, perché come erano vestiti, poi c'era tutta la sfilza dei morti. Adesso no, adesso quando stai mangiando c'è il drone che ti gira sulla testa, esci così. Vero, non gliene frega nulla delle foto coi parenti, mettetevelo in testa. E se no la musica, mi ricordo che si finiva alle 5 del mattino, gli uomini tutti ubriachi a petto nudo con la cravatta al collo e noi donne tutte scalze con le bolle nei piedi. Adesso no, adesso gli sposi ti mettono la musica jazz, tanto hanno incassato, io tutti a casa. Non è vero, è così, no, esci un altro po' di acqua a vite. Grazie, grazie. Viviamo nel posto più bello del mondo, vero? Io che siamo in Sardegna, non c'è Remmi. Chi è felice di essere sardo alzi la mano. Io sulle ascelle. Gli altri se ne possono anche andare, grazie. Viviamo nel posto più bello del mondo, siamo anche famosi, sempre in televisione. Oh, lo sapete che ci sono persone che stanno sempre criticando la Sardegna. In Sardegna non c'è nulla, non si fa nulla, la Sardegna non offre nulla. Ma queste persone così insoddisfatte della nostra terra, io dico, ma perché non se ne vanno? Che portano anche sfiga. È così. Sapete, io penso che bisogna benedire il posto dove si vive, il quartiere, il paese, la città. Ecco, gli abitanti di Ittiri devono benedire Ittiri, e benedire vuol dire bene, perché criticare non serve a nulla. Ognuno di noi può rendere il posto dove vive migliore, dare il proprio contributo, è vero o no? Facciamo un applauso per Ittiri. Oh, sono arrivati i turisti, visti li avete? Oh, ne arrivano bianchi bianchi come mozzarella. Noi appena li vediamo, mettiti la protezione, bello bene, che ti fai male. Oh, loro ne arrivano, no? Tutti felici con i loro capelli al vento, la paglietta, le loro borse frigo di 2 litri. Quando vedono le nostre borse frigo con il carrello, gliene scende un raglio,
dice oh my god, posati che ti facciamo vedere come funziona in Sardegna, vieni bello bello. Loro non lo sanno che dentro c'è la birra ghiacciata. I turisti quando vengono devono visitare le nostre bellissime spiagge sarde, no? E loro giustamente vengono per riposare, e loro si mettono negli angolini, no? Ma loro non sanno che in qualsiasi spiaggia tu andrai, in qualsiasi posto tu ti metterai, prima o poi arriverà la famiglia originale sarda. Oh, e se non è arrivata vuol dire che non è ancora pronto il porcetto, sta per arrivare. La famiglia originale sarda arriva così, tutti in fila come le formiche. Al primo gli viene affidata la cosa più importante per noi, la cosa sacra, il lavamano degli gnocchetti caldi al sugo, involti con lo strofinaccio, no? Oh, e non gli deve cadere perché lo uccidiamo. L'ultimo invece è quello che porta l'anguria, così, e la mette nel bagnasciuga a rinfrescare. Troppo toghi siamo. Poi una volta che arriviamo in spiaggia siamo un'ora e mezzo piazzando, girotende, 8 ombrelloni, gli uomini subito tavolino all'ombra e partita Maria, subito. E quando il livello dell'alcol sale in pineta a giocare a murra, perché lì si bisticciano. E le donne in spiaggia a barattare con il marocchino per il copricostume traforato, 18 euro. Ti do 5 euro e un panino con la fettina impanata se ti basta. E i bambini prendono il pedalò con il regolamento, non più di 6. Mi raccomando, oh, come si spostano di 5 metri ne salgono i 62, tutti sopra tuffando. I turisti ci criticano, ci guardano male perché loro non capiscono cosa scorre nel nostro sangue, non è vero? Ma già vorrebbero essere un po' come noi. Oh, lo sapete che a me non mi piace l'estate, perché bisogna andare al mare, per noi donne andare al mare è una giornata di lavoro, meglio stare a casa, perché ti devi svegliare, preparare tutto senza nessuno in mezzo ai piedi. Io mi sveglio alle 4:30, preparare 2 cosine, e allora 2 polpette, 2 fettine impanate, non le friggi veloce, e allora, e il gigionetto salsugo ai bambini non glieli porti, e una teglietta di melanzane alla parmigiana, già è poco buona. Poi la sera merenda con le focaccine, no? E così, poi devi preparare tutto. Grazie, che bello sentire. Dobbiamo preparare tutto, scotex, piatti, bicchieri, stuzzicadenti, tutto il sale, poi la borsa frigo. Devi metterci tutto, la verdura, la frutta tutta tagliata a pezzettini, incastrata nei contenitori Tupperware come sappiamo fare solo noi, le bibite tutte dalla 0 alla 50, le gasate, le meno gasate, tutto. Non deve mancare nulla ai figli miei. Poi la borsa del mare, i costumi, gli asciugamani, le creme dalla 0 alla 50, poi io mi porto tutto, ago, filo, cruciverba, medicine, tutto. No, ma lui dov'è? No, i mariti dove sono? Mio marito Basile si è svegliato con calma, si è letto il giornale, si è bevuto il caffè, e anche il coraggio di dirmi se mi manca molto, a razza e baccia e guri. No, che per caricare un tavolino e 4 sediette ti devi preparare il progetto dal geometra. Oh, e se lo dimenticano pure. Ecco perché facciamo tutto noi, perché hanno sempre questa testa per aria, è così. È vero, poi io carica tutto, tutti in spiaggia, forza. Oh, arrivi in spiaggia, però vedi la postazione libera, corri, Basì, veloce, metti l'ombrellone qua, no, un pochino più qua, mettilo qui, oh, glielo facciamo spostare almeno 3 volte, no il bastone, perché il bastone lo devono mettere dove decidiamo noi. E una volta che stai piazzando così, i bambini, siccome sono felici che li hai portati al mare, tutti eccitati, si hanno tolto tutti i vestiti, a noi donne ci prende il panico, perché noi bambini ce li dobbiamo controllare, e lì, mamma mia, lui dov'è? Lui in acqua già pisciato,
E i bambini non gli hai messo la protezione, dove sono? Siccome non ti puoi mettere a voci, che vergogna, cosa ti fai riconoscere dal vicino di ombrellone? Mamma mia, allora ti avvicini al bagnasciuga. Gabriele, vieni a mamma mia, vieni, 1, 2, appena si avvicina. Siccome non lo puoi picchiare forte, gli infilzi le unghie nel braccio. Ascolta mamma, Gabriele, apri queste orecchie a vedere che ti affogo l'ultimo giorno che vedi il mare. Te lo dice mamma. Di una goccia. E così è. E allora cosa facciamo? Noi ci piazziamo nel bagnasciuga, lì non ci muoviamo più. Tutto il giorno siamo lì, ecco perché ci ustioniamo, ci piazziamo così. E lì succede una cosa strana. Lì inizia la passerella delle statue. Queste donne, con queste chiappe nella schiena e queste tette che non si muovono, com'è possibile? C'è il trucco, non è possibile. E tu che abbassi la testa e vedi le tue 8 pance e dici che schifo, perché non mi sono lasciata la maglietta che faccio schifo. E lui no, Basilio, per non farsi vedere che sta guardando si è messo gli occhiali da sole perché pensa che sono cieca. Guardando stai, caro mio, non è tutto oro ciò che brilla. Basilio, io sono simpatica, lei non lo so, E poi lei non lo so se te le avrebbe fatte le melanzane alla parmigiana. E scopri che stai bisticciando da sola. Lui non ha neanche capito che sei arrabbiata, perché gli uomini non lo capiscono quando noi siamo arrabbiate, non è così. Poi arriva l'ora del mangiare, noi prepariamo tutto, gli asciugamani, bello, tutto pronto. Lui già non c'è pericolo che si muova, è imbalsamato all'ombra. Arrivano i bambini correndo come cavalli, così te ne sollevano tutta la sabbia, fermi, giù i piedi, fermi, il panino ve lo do io. Arrabbiata sei? No, sono arrabbiata vi sei. E una volta che hai dato la distribuzione dei pani e pesce a tutti, i bambini iniziano a picchiarsi. Lì, dice, fagli aspettare 3 ore per la digestione, ma scherzando, non ce li lanci in acqua veloce. Non stanno bene a testa queste mamme. E così è. Poi avete notato che verso le 6, guardate le donne al mare, si rattristano tutte, perché pensi che c'è il rientro a casa ed è un'altra giornata di lavoro, con tutte le borse, gli asciugamani, tutto da pulire, sabbia dappertutto, poi il sugo delle melanzane si è mischiato col brodo dell'anguria, sei isterica lì, ai bambini li hai chiamati già 10 volte per farsi la doccia e non sentono, eccitati, sembra che si sono bevuti una Red Bull, lì ti parte lo spirito Franzoni, gli dai una sussa, ma di quelle fatte bene, quella che gli avresti voluto dare al mare, lì ti sfoghi. A letto dopo la doccia a letto tutti zitti, mamma è stanca morta, non voglio sentire una mosca fiattare, zitti. E dopo un po' senti a lui, amò, cosa c'è? Arrabbiata sei? No, sono arrabbiata ti sei. Lui no, che siccome al mare si è bruciacchiato vuole che gli spalmo la crema. E durante la spalmata di crema cerca anche l'approccio. Lo sai questo tubetto dove te lo entro? La mia doccia, se mi va bene, arriva a mezzanotte pure con i capelli. La crema voleva lui. E dopo un po' senti, ma cosa c'è? Ancora svegli siete? Mica vi do un'altra sussa più forte di quella di poco fa. No, ma vieni che ti dobbiamo dire una cosa che ci ha detto babbo. E cosa vi ha detto di sensato babbo vostro? Ma vieni, babbo ha detto che se domani è una bella giornata ci porta all'Argentiera. No, perché domani mamma ha il ciclo. Grazie a tutti. Signora Agnese. Ciao. La notte è persa. Come sta, signora Agnese? Ma che piacere.
averla qua, questo festival a Ittiri. Bellissimo, io sono felice. Noi lo stesso, siamo veramente felici. Grazie, già sei poco elegante. Per il festival. La camicia. Ti sei fatto tutto carino, Cristian. Non esatto. Per chi non lo conosce, io lo conosco perché è il mio vicino di casa, lo conosco da piccolino. Cristian non esce mai fuori posto. Lui la mattina, prima di lavarsi i denti, si mette la gelatina. Vero, Cri? Esagerata, signora Io Agnese. ti vedo sempre in giacchetta perché adesso che lavoro al comune, io ti spio dalla finestra, Cri. Sei sempre elegante, impeccabile. Io la verità, Cri, neanche morta uscirei vestita così, io comoda. Comoda? Però la verità. E quale? Le vallette, due belle ragazze, Cri, ma anche io già sono un bel bocconcino, no? Sì. Sono carina, vero? Cristian, mica ti ho visto. Non ho fatto niente. Hai fatto così. Io? Cristian, non mi sottovalutare, guarda, io non sarò bella come Belen. Ma? Ma sotto c'è la donna lì. C'è la donna, c'è sostanza, Cri. Signora Agnese, ma... Cri, su quell'aspetto non mi conosci. Come sta invece lì? Basilio, come sta Basilio? Sta bene mio marito, la verità stiamo sempre bisticciando. Un po' che non lo quasi vedevo. tutti i giorni. E se la notte ci accorgiamo che non abbiamo bisticciato, bisticciamo nel letto. Pure? Sì, ma guai chi me lo tocca, sempre insieme, Basilio e me. Però... La verità, Cri, io lo tengo bene, tu già lo conosci. Cioè, cosa vuol dire? Io lo tengo bene, Cri. Lui quando esce deve essere impeccabile. Pensa che ha un cassetto di roba bianca, calze, mutande, canottiera. Quella gliela faccio mettere solo quando va dal dottore, Cri. Sa me che lo visiti. Non deve fare brutte figure. E gli altri giorni? Le altre cose sono un po' gialline sotto, Cri. E se no quando ti esce un lavaggio tutto rosa, tutto celeste. Ah, dai. Quelle invece con l'etichetta, Cri. Mio marito è un uomo in gamba, un lavoratore, un uomo che va a lavoro col calli nelle mani, la schiena spezzata, non come Cristian. Ancora? Ma cosa c'entro io? Neanche a paragone. Vabbè, dai. Signora Agnese, invece i figli sempre 12, vero? Figli finora 12, Cri. Si è fermata per ora a 12. ci siamo fermati a 2, la verità. Meno male, I primi decisi, stabiliti a tavolino, pianificati li abbiamo. Gli altri? Gli altri la verità sonno mi ha preso. Manco accorta, fregato mi ha. Che tristezza, signora Agnese. È così, Cri. Il grande visto l'hai. Quanto si è fatto bello, un bel masciottone. Il grande Massimiliano Antonio Giovanni Raimondo. Sì. Gli abbiamo dato il nome di tutti i nonni che ci tenevamo. Tutti i nonni? Poi hanno sganciato, i nonni sganciano. Gli altri vabbè. E tu, Cri? E io niente, bene. Tu ti eri sposato? Sì, mi sono sposato, sì. Caricato ti hanno, no? No, mi sono sposato. Non è che mi hanno caricato. Hai avuto due figli, hai avuto, sì, no? Sì, 2. 2 gemelli hai avuto. 2 gemelli. Lì adesso ti faccio una domanda che è una mia curiosità, Cri. Mi dica. Ma chi ha figli gemelli? Mi sono sempre chiesto, ma come fa a distinguerli? A uno li fate la X con un'iposca. No, sono 2 gemelli eterozigoti. Eterozigoti, Cri. Questo già mi dispiace. Quando a 2 genitori gli danno una notizia del genere non è facile. Fatti forza, non ti abbattere. Perché, signora Agnese? Eterozigoti sono 2 sacche diverse, gemelli diversi. I Cri che mi hai fatto spaventare. Si dice così. Ma mamma mia. Signora Agnese, sono adolescenti, vero? Adesso ti faccio una domanda, Cri. E quale? Perché io sono preoccupata. Sattera die a Ponteso, a Felicina, mia figlia, parlando in un modo strano, Cri. Cioè? Ania, tutto bene? Ma stavano parlando in corsivo. Cri, gli ho dato uno schiaffo, gli ho detto, parli in stampatello, cos'è questo corsivo? Stupida! Ha fatto bene, signora Agnese. Corsivo, allora. Ascolti, signora Agnese, noi ci conosciamo da No, Cri, abbassami le mani, che io sono una donna d'onore. Una donna di sani principi, babbo mi ha insegnato le cose sacre. Frena i bollori che poi ti fa male tutta la sera. Ma quali bollori? E poi non ti puoi sfogare, Cri, stai tranquillo. No, le volevo dire, signora Agnese, che per Basilio, poverino, magari deve, che ne so, fare qualcosa per dargli qualche stimolo in più, dai.
No, Basilio, la verità, stimoli anche troppi, non ci possiamo lamentare. 3-4 volte al giorno regolare. No. Cosa consumiamo in carta igienica? Ma cosa ha capito? Non te lo No. puoi neanche immaginare. Stimoli in un altro senso, magari curi l'abbigliamento, ecco, un po' più sexy magari, Già ti ho capito. mi ha capito? Non ti starei innamorando di me. Ma cosa c'entra? Io già ti ho capito, no. Io le mutande col pizzo e il perizoma non me lo metto. No? No, io i mutandoni alti in cotone che mi fa allergia. Oh. No, io... Buonasera Anna Maria. Di Zanotti Pausini, Un buon inizio. Canta Anna Maria Fiori. Tu lo sai dove va la vita senza il coraggio, rimane vera a metà, come una statua di ghiaccio. Scomparirà pian piano quello che ho passato, come dedichi a mano sopra un libro usato. Bisogna dare il giusto peso ad uno sbaglio, le cicatrici servono a volare meglio. Quando ci metto l'anima poi mi perdo d'animo, il mondo che crolla, ma la mia testa dura no, cade il sorriso dalle labbra, come un bicchiere che si rompe sul pavimento, ci sono parole come bombe che bruciano dentro, ma non le ascolterò, non lascio vincere la rabbia, se vuoi una forza di un cambiamento, cambio quello che vedo, penso che sento, non è molto, meno un buon inizio, in mezzo a questo rumore, tra un milione di strade, cerco un futuro migliore, mi fermo e provo a brillare, e chi mi guarda mentre ballo solo un lento, non sa mai com'è bello darsi il proprio tempo, il brivido che provo sopra il precipizio, la fine di una gara prima del giudizio, quando ci metto l'anima poi mi perdo d'animo, il mondo che crolla, ma la mia testa dura no, cade il sorriso dalle labbra, come un bicchiere che si rompe sul pavimento, sono parole come bombe che bruciano dentro, ma non le ascolterò, non lascio vincere la rabbia, e cresce come una forza di un cambiamento, cambio quello che credevo per ciò che sento, non è molto, almeno è un buon inizio. Cosa si è rotto in me? Cosa mi ha fatto tremare forte? È la paura che trasforma a volte l'insicurezza in libertà. Bastasse un treno per scappare via, bastasse un trucco per coprire tutta l'apatia, bastasse un buon inizio per la mia malinconia, cade il sorriso dalle labbra, come un bicchiere che si rompe sul pavimento, bombe che bruciano dentro, ma non le ascolterò, come una forza di un cambiamento, ciò che temo, ciò che sento, è un buon inizio. Grazie. Anna Maria Fiori, bravissima, bravissima. Allora mancano 3 cantanti prima della classifica finale, accogliamo con un bellissimo cambio d'abito la nostra Siria e uno stacchetto per lei. Bellissimo. Arriva dal mondo delle rock band, porta qui tutta la sua esperienza Giovanni Farris. Giovanni Farris.
Brava Giovanni, prego Siria. Di Massara Pallavicini, Horror, canta Giovanni Farris. Prego. Non dirò cazzate anche se è facile, sarò per stavolta sincero con te. Sarebbe un peccato se scegliessi me, là fuori chiunque migliore. Sai che non ci sarò per i tuoi compleanni e sarò la sigaretta che fumi nervosa. Sarò quello stronzo che tua madre odia, perché sa che per lui piangi in camera da sola. E sarò sempre in ritardo quando sarai pronta, su di te sarò accasciato perché sarai sobrio. E magari adesso vattene, fatti un favore, perché ti meriti di meglio di una brutta storia. Non ti ho promesso niente, ma ti aspetti il doppio e finisce che mi tieni la testa se sbocco. Come fai ad aspettarti qualcosa da uno come me, che non ha un cazzo da perdere e stai lontana da me? Non andrà mai a finire bene. Sciogli quello che ti lega a me, o cadremo a fondo insieme. Hai ragione, la tua amica, sono irrecuperabile, uno scappato di casa per il quale non piangere. Ti sta bene tutto addosso, tranne il mio abbraccio attorno, ed io sarò di ogni tua male causa. Sarò la pioggia fredda il giorno della tua laurea e sarò la chiave rotta nella serratura. Sarò sempre lontano quando avrai paura. Non ti ho promesso niente, ma ti aspetti il doppio e finisce che mi tieni la testa se sbocco. Come fai ad aspettarti qualcosa da uno come me, che non ha un cazzo da perdere e stai lontana da me? Non andrà mai a finire bene. Scegli quello che ti lega a me, cadremo a fondo insieme. Non andrà mai a finire bene. Scegli quello che ti lega a me, cadremo a fondo insieme. Lo sto dicendo per te, o forse perché voglio che mi vuoi morto, come lo scemo degli horror. Da solo mi sono accorto che se stai lontana da me non andrà mai a finire bene. Sciolgo quello che mi lega a te, cadremo a fondo insieme. Non andrà mai a finire bene. Scegli quello che ti lega a me, o cadremo a fondo insieme. Grazie a tutti, grazie alla band e all'organizzazione che ha averci permesso di essere qui oggi. Vi ringrazio davvero tanto, è stato un onore. Giovanni Farris, bravo Giovanni, bravo. Allora, penultimo cantante in gara, lo facciamo presentare alla nostra Siria, eccola che arriva, vieni Siria, vieni, vieni. Intanto appena va via il fumo io voglio fare un selfie bellissimo. Prego Siria, vai. Qui al Festival del Dilettante 2023, uno dei componenti dei The Cup, Sorica Benetirese, Piero Tavera. Buonasera. Bella canzone questa, Piero, eh? Grazie. Prego Silvia. Di Silvestre Marielli, Cuore a vento, canta Piero Tavera. Prego Piero. Grazie.
concede un ballo solo a chi sa amarla. Non teras donanta su mare, solore dessa murta in fiore, ma pocoro e ben tu mi stima e cariño suo. Non tutti sanno che le stelle brillano per tutti, ma non brillano per me, perché anche il cielo l'ha capito subito che non può farci niente se non vede luce, se non sto con te. Forte dell'estate e dell'inverno, ti preferisco in abiti d'autunno. Io penso a te che sposa mia, vorrei tu fossi sempre primavera, montagna che regala il mare, l'odore dei suoi mirti in fiore, cuore vento non ho se non dormo nel suo abbraccio. Ni uno lisca quizás neula stanza, chi in cada mina foras che ammie, perché anche il cielo l'ha capito subito che non può farci niente se non vede luce, se non sto con te. Tuas obras que a risalza lucientes sospirarán a mí en noi, distintos atrasidos tú, non vede luce se non sto con te. Piero Grazie, Tavera. Grazie. Grazie a te Piero, grazie, in bocca al lupo. Ultimo cantante in gara, vieni Siria. Che pezzo, vai Siria. Lui è una delle novità di questo festival. È qui con noi Giovanni Zara. Buonasera Giovanni, prego Siria. Di Zanotti, Paganelli Zanotti, Giovanni Wannabe, canta Giovanni Zara. Solamente foto di paesaggi e non c'è posto per le tue foto con me. In autodormidio non riesco a non guardarti, sei bella da schiantarsi, da sfiorare il garbe. Da bimbo mi ricordo di avere vacanze, quando piove
pioveva, stavo in camera e notte. Spaccami come Indris con la Stratocaster, per uscire le mie ansie a non chiedi casce. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Fra. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani wannabe, ti dedico la tua strada che portano al mare. Giovani wannabe, figli dei fiori del mare, guerre lontane, noi sopravvissuti anche alla fine della storia. Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang, sul viso leggi il mio passato come noia. Basta sia lontano da me, nel film è solamente foto di paesaggi, e forse perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni i dinosauri sopra il vetro dell'Audi, non la pulirò più. E per tuo nome è un uragano tropicale, ogni telegiornale poi parlerà di te. Sai che si nasce soli e si muore solisti, ma per fortuna esisti, sei tutta la mia me. Noi siamo giovani wannabe, insieme ti dedico l'autostrada che portano al mare. Giovani wannabe, figli dei fiori del mare, guerre lontane, noi sopravvissuti anche alla fine della storia. Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang, sul viso leggi il mio passato come gloria. Portami dove vuoi, con te inizia la belle epoca, che tempismo occo, che tempismo backlog che c'hai. Sì, la storia Marco, un momento amargo, e scambiamoci tutti i guai. Come Jack on the road, dammi un viaggio on the road, così che non hai visto mai. Svegli suoni di iOS, dai pianeti di Spock, lasci il segno dovunque vai. Noi siamo giovani wannabe, ti dedico le autostrade che portano al mare. Giovani wannabe, figli dei fiori del mare, guerre lontane, noi sopravvissuti anche alla fine della storia. Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang, sul viso leggi il mio passato come gloria. Portami dove vuoi, basta sia lontano da te. Giovanni Zara! Come faceva il ritornello? Come faceva il ritornello? Noi siamo giovani wannabe, ti dedico le autostrade che portano al mare. Giovani wannabe, figli dei fiori del mare, guerre lontane, noi. Bravo, un applauso a Giovanni! Aveva già votato la giuria, quindi. Devo ringraziare il mio fan club. Caspita! Che fan club! Grazie. Grazie Giovanni, grazie. Giovanni wannabe. Allora, abbiamo terminato l'esibizione, quindi la giuria è già all'opera, ha già iniziato tutti i conteggi, quindi noi non facciamo altro che aspettare che ci arrivi la busta con i primi 3 classificati, perché è inutile che leggiamo il quarto, il quinto e il sesto, leggiamo solo i primi 3 che faremo riesibire, azzereremo i voti, quindi ripartiranno da 0 solo loro 3, quindi ricanteranno e verranno rivotati dalla giuria. Allora io volevo fare intanto un selfie ricordo, perché ieri l'ho fatto con Enzo, mentre adesso ve lo faccio con questo bellissimo pubblico. Allora eccolo qua, sono qua. Possiamo illuminare un po'? Bellissimo! Al mio 3 alziamo le mani, vai! Al mio 3 mi è uscita 3, 2, 1 sulle mani! Bellissima, grazie! Maestro, improvvisiamo qualcosa, Angelo, Facciamo un La minore, In questa notte
perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend, che ti riporti dentro di me. Cosa ti manca, cosa non hai, cos'è che insegui se non lo sai, se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così, ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te, o ne segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù, e per loro tu puoi fare di più. Dov'era adesso? In questa barca persa nel blu, noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in TV, e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Si può dare di più tutti, perché dentro di noi si può dare di più, senza essere eroi. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può tutti dare di più, perché il tempo sulle nostre vite rubando i minuti in eternità. E se parlo con te e ti chiedo di più, è perché ne sono io, non solo tu. Dare di più tutti, perché dentro di noi si può dare di più, senza essere come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può dare di più. Bravissimi, pubblico fantastico di Ittiri! E tutti i concorrenti qua sul palco. Ragazzi, vi siete divertiti? Ci siamo divertiti. E che stanno chiamando se un su artista? Sono stati 2 giorni meravigliosi, questo festival è ripartito ed è ripartito in una forma bellissima, veramente. Sono felice di averlo così aperto, ricondotto al successo insieme a tutti questi grandi protagonisti, insieme a questi grandissimi musicisti ai quali farei un applauso veramente, che hanno provato i 15 brani, gli arrangiamenti. Bravi, bravi veramente, complimenti, e un applauso a Chiara e Siria che mi hanno accompagnato in questa avventura. Abbiamo le medaglie per tutti i concorrenti, gliele possiamo già dare, sì dai, un ricordo per tutti i concorrenti del Festival del Dilettante 2023, la ripartenza, così è stato rinominato.
Volevo ringraziare anche l'Avis che è stata presente in queste 2 giornate. Presidente Salvatore, abbiamo la busta? Ce l'abbiamo, ce l'hanno loro? Ah, benissimo, ok. Le medaglie sono quasi tutte consegnate. Siria, vedo che ha in mano il foglio. Possiamo chiamare qua sul palco i primi 3 classificati. Maria Giovanna Pinna, Fabiane Daniele, Maria Teresa Pisano, Allora, adesso iniziamo l'esibizione, qua non c'è scritto, iniziamo l'esibizione dei 3 finalisti. Un applauso a tutti i concorrenti, grazie ragazzi. Vieni Salvatore, vieni. Presidente della Proloco, consegna la targa. Premio della critica, ragazzi rimanete qui, scusate, perché sono belle queste sorprese. Ah, ecco, ok, è un premio che ha deciso la band. Il nome? No, vince il premio della critica del Festival Dilettanti 2023 Giovanni Zara con Giovani Wannabe. Bravo Giovanni, complimenti. E la foto? C'è lì l'Instagram woman play. Va bene, ok. Allora possiamo iniziare. Hai il foglietto? Sì, mi dai il foglietto Siria? Ok. Allora Maria Giovanna Pinna, vieni qui, tocca a te, microfono. Abbiamo azzerato il punteggio, ricantano i primi 3 classificati, la giuria vota da 0. Prego Maria Giovanna. C'è un suono. Things
Giovanna Pinna. Grazie Maria Giovanna. E ora chiamiamo sul palco Fabiana e Daniele. Eccoli, vi siete distratti, eh? Daniele, microfono per te, Fabiana. Grazie, ben ritrovati, era da tempo. Prego maestro. Ciao, yesterday, another thing you left behind. Oh, to stand thy words you did not say, the gentle touch you couldn't find.
Fabiana e Daniele. Bravi, complimenti, bravi. E ora la terza, Maria Teresa Pisano. Ballo ballo. Maestro, è pronto? Però dovete ballare, eh? Balliamo? Tutti in piedi. Con la gamba come fa Raffaella però, eh? Vai! Maria Teresa Pisano! Emozione. Brava, brava, complimenti. Allora adesso, mentre aspettiamo i risultati delle votazioni che sono già partite, io vorrei riascoltare la sigla col vostro arrangiamento, era bellissimo. La vorrei riascoltare ora mentre aspettiamo i risultati. Siamo d'accordo, maestro? Va bene? Ok. Prego, la No Band è la sigla del Festival di Dilettante e poi proclamiamo il vincitore. Vai Luca. Il complessino è pronto? Pronto il complessino? Esatto.
bravi, complimenti, ma complimenti, salutate Miniera quando li vedete. Se li incontriamo, sì. Ok. Allora io volevo ringraziare da parte mia, da parte di tutta l'organizzazione, da parte della Proloco, i giurati, grazie di cuore, grazie a Marco Piras, Enzo Pava, Mario Chessa, Dei Bertas, un applauso per loro, grazie a Andrea De Riu, a Margherita Sussarello, a Tore De Riu, a Paolo Niedu, grazie per essere stati con noi. E a questo punto credo che abbiamo i risultati. Volevo chiamare qua sul palco le mie due compagne di viaggio, bravissime, simpaticissime, professionali, Siria e Chiara. Il presidente della Proloco, Salvatore Chessa. Abbiamo i risultati. Chiara, è acceso? È acceso, però non funziona. I soliti guasti. È stata una bella esperienza, Chiara? Bellissima. Vi siete trovate bene su questo palco? Sì, Siria? Salvatore, ci siamo? Allora, partiamo dal terzo con la busta a voi. Allora, signori, però, creiamo un po' di atmosfera, su, cioè... Terzo classificato del Festival dei Dilettanti 2023, la ripartenza con Ballo Ballo Maria Teresa Pisano. Complimenti Maria Teresa, portiamo le targhe, eccole qua, e Salvatore della consegna. Volevo ringraziarti Salvatore da parte mia per aver avuto fiducia in me, per avermi chiamato a condurre queste due serate. Sono state veramente due serate bellissime. Che fai, ti nascondi? Vieni qua. Sì, sono state due serate bellissime. Volevo ringraziare il pubblico, tutti i partecipanti, tutta l'organizzazione, lo staff, i tecnici, insomma veramente grazie di cuore a tutti. Secondo classificato con WhatsApp Maria Giovanna Pinna. Ora vorrei qua a fianco a noi tutti i partecipanti del festival. Venite ragazzi. Prego. Ringraziamo Salvatore, ovviamente tutti gli sponsor che abbiamo visto scorrere nel monitor qui alla mia destra. Ci siamo tutti. Vince l'edizione 2023 del Festival di Dilettanti con un augurio speciale alla nuova Proloco, con, sapete già, Fabiana e Daniele! Consegna al presidente Salvatore Chessa. Complimenti Daniele, Fabiana. Ci salutiamo riascoltando il brano che ha vinto il festival.
E noi ci salutiamo. Grazie. Al prossimo anno. Grazie a tutti. Ciao Italy. I fiori. Perché? Porta diretto, vai. Chiara e Siria. Vi ricordiamo al Dopo Festival, laggiù in fondo c'è un palchetto dove ci saranno Siria, Chiara, intervisteranno i cantanti, ci sono i cocktail di Giovanna, ci saranno tante sorprese. Vi aspettiamo al Dopo Festival. We are the champions.